Sono il professor Biagio Castaldi, lavoro nella unità operativa di cardiologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova diretta da professor Giovanni Di Salvo e quest'oggi vi parlerò dell'ipertensione arteriosa polmonare in età pediatrica. L'ipertensione arteriosa polmonare è una malattia della parte vascolare del polmone. Il polmone è un organo molto irrorato e pensate che se noi mettessimo come un tappeto a terra tutti i capillari in fila, i capillari di cui è composto il polmone, potremmo occupare una superficie molto vicina a quella di un campo da calcio. L'ipertensione polmonare è una malattia che determina la perdita di questi capillari polmonari, per cui è come se riducessimo il campo da gioco dalla superficie di un campo da calcio, passiamo a un campo da basket, passiamo poi a un campo da tennis, da pallavolo e quindi sempre meno spazio per impegnare sempre gli stessi giocatori e quindi il sangue, che figurano un po' come i giocatori, comincia a diventare stretto e a far fatica a scorrere all'interno del polmone. È una malattia con una storia abbastanza recente perché la si conosce e la si è cominciata a curare da circa 20-25 anni. La diagnosi viene eseguita, viene sospettata con un'ecocardiografia del torace quando si vede che il paziente ha un ventricolo destro ingrandito e ipertrofico, quindi più spesso del normale, ma purtroppo per avere una diagnosi di certezza c'è bisogno di un cateterismo cardiaco che va a misurare all'interno del cuore le pressioni nella parte destra del cuore, esattamente come faremmo per l'ipertensione arteriosa con un bracciale, solo che essendo il polmone all'interno del nostro corpo non è possibile misurarlo dall'esterno e bisogna ottenere una misura invasiva di questa pressione. Una volta fatta la diagnosi bisogna andare a capirne la causa perché esiste un elenco molto esteso di possibili cause di ipertensione polmonare e quindi va approfondito con diversi esami tra cui una TAC del torace, una spirometria e alcuni test funzionali come una prova da sforzo. È una malattia rara perché colpisce poche persone, circa 2-3 persone ogni milione di abitanti, tuttavia è una malattia con un andamento molto severo e infausto se non viene diagnosticata e trattata tempestivamente. L'ipertensione polmonare è una malattia molto complessa e può essere determinata da numerose cause. Quello che noi possiamo fare è agire in parte sulle cause e in parte sugli effetti che queste cause danno sul polmone e che quindi determinano la perdita di queste arterie. In altri termini, questo vuol dire che il trattamento dell'ipertensione polmonare prevede l'utilizzo di uno o più spesso 2 o 3 farmaci che servono a mitigare le cause e servono a minimizzare l'andamento, la progressione della malattia e quindi che possono portare alla perdita di queste arterie polmonari, di capillari polmonari. Quindi un paziente che ha l'ipertensione polmonare spesso necessiterà di una terapia con 2 o 3 farmaci. Oltre alla terapia farmacologica abbiamo oggi a disposizione alcune procedure interventistiche, cioè mediante cateterismo cardiaco, ovvero procedure che si fanno entrando dalla vena della gamba o mediante una puntura e che possono creare un miglioramento dei sintomi e minimizzare quindi le complicanze che possono essere più invalidanti. Queste procedure sono essenzialmente la creazione di un difetto interatriale che serve come una valvola di sfogo nel momento in cui il paziente ha quella che si chiama una crisi di ipertensione polmonare, oppure quella che si chiama l'ablazione del plesso nervoso dell'arteria polmonare che determina quindi una riduzione dello spasmo mediato dal sistema nervoso che interessa il polmone. L'ultima terapia a disposizione, quella di tipo chirurgico per l'ipertensione polmonare, è il trapianto di polmone. Questa è ovviamente l'ultima spiaggia e viene considerata quando tutte le terapie mediche e le procedure interventistiche falliscono o non sono più sufficienti a controllare la malattia.
Come accennato prima, l'ipertensione polmonare è una malattia molto severa e che in precedenza aveva una mortalità molto elevata e soprattutto una prognosi molto infausta. Quello che si è fatto negli ultimi 20-25 anni è quello appunto di ottenere dei farmaci che potessero permettere la cronicizzazione della malattia. Questo significa che dall'ipertensione polmonare non si può guarire, ma grazie alla terapia possiamo rallentarne o bloccarne la progressione. Nella nostra unità operativa negli ultimi 15 anni sono stati sostenuti e sono stati portati a termine diversi trial farmacologici per sperimentare nuovi farmaci per l'ipertensione polmonare che permettessero quindi di curare pazienti con una situazione sicuramente più importante, più grave e soprattutto recentemente siamo stati i primi in Italia ad introdurre una nuova terapia per l'ipertensione polmonare che fino allo scorso gennaio era disponibile solo negli Stati Uniti e che per quanto con un breve periodo di follow-up ha portato dei grossi benefici ai pazienti, per cui posso dire che l'azienda ospedaliera di Padova è in Italia tra quelle più all'avanguardia per il trattamento dell'ipertensione polmonare, sia per quanto riguarda l'approccio farmacologico, sia per quanto riguarda l'approccio terapeutico, interventistico e ovviamente chirurgico, trapiantologico.